Ci siamo, Villa Ottelio Savorgnan di Aris di Rivignano entra nel top 10 dei locali e luoghi storici del Friuli Venezia Giulia per un rilancio culturale storico senza far perdere le radici. Nella giornata di ieri si è conclusa la prima fase della raccolta firme, anche online va detto, direttamente sul posto a cura degli organizzatori che tutelano la Villa Ottelio Savorgnan. Ieri noi c'eravamo e allora abbiamo avvicinato il responsabile che così ci ha riferito il tutto. Assolutamente, la prima giornata che abbiamo potuto organizzare con le dovute attenzioni qui in Villa Ottelio dopo le chiusure per coronavirus. Raccogliamo le firme per sostenere la candidatura di Villa Ottelio al censimento FAI 2020. È possibile sostenere e manifestare l'interesse per questo luogo che già 2 anni fa al precedente censimento ha riscosso un notevole successo, secondo luogo più votato in regione, e dimostrare così, portare così alla luce quelli che sono i veri tesori nascosti e che stanno appunto emergendo del nostro territorio. È possibile votare sia aderendo alle iniziative come quella di oggi qui a Villa Ottelio, seguendo quindi il comitato Villa Ottelio Savorgnan sulla pagina Facebook Villa Ottelio Savorgnan Luogo del Cuore o sul sito internet, ed è anche possibile sostenere la candidatura della villa, così come anche altri luoghi del cuore iscritti al censimento FAI, votando proprio sul sito FAI. Ecco, abbiamo detto una cosa importante, no? Riscoprire e tutelare il nostro territorio, perché le radici non si devono mai estirpare. Assolutamente, questo tra l'altro è un luogo che ha una storia antichissima e indissolubilmente legata a quello che è il patrimonio naturalistico, la presenza del fiume Stella, che è il vero motivo per cui qui ad Aris sin dal 1300 è documentata la presenza di un castello, che poi è diventata con i secoli un luogo più votato al commercio, però proprio per la presenza del fiume che consentiva alle imbarcazioni di risalire e di collegare l'entroterra con tutto l'Adriatico settentrionale. Il Friuli ha vissuto e si è strutturato su questa serie di reti che vanno riscoperte e assolutamente valorizzate.